Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi un bellissimo sole qui nella nostra terra affacciata sul mare, anche se comunque fa ancora un po' freschettino. Siamo intorno ai 10 gradi, 12 gradi diciamo, ma forse sarà ancora meglio per quanto riguarda la riviera del nostro estremo ponente, dove abbiamo il nostro consigliere regionale Armando Biasi in diretta su Radio Libertà. Ciao Armando. Ciao Fabrizio, ciao ai vostri radioascoltatori. Allora, lì dalle vostre parti dell'Imperiese com'è? Sole e fa un po' più caldo rispetto a Genova? No, sono a Genova quest'oggi perché ho due commissioni, una che presiedo e l'altra che partecipo come membro, per cui confermo che c'è sole anche a Genova, ci sono 14 gradi. Ma senti, ma stamattina eri in Imperia o eri da Genova? Stamattina ho già fatto 2 tappe, ho fatto un primo incontro all'ospedale di Imperia per rappresentare ad alcuni medici la riforma sanitaria e poi mi sono fermato a Finale Ligure sempre per parlare di riforma sanitaria. Ho capito. Allora, dunque, partiamo subito dal fatto di cronaca molto grave che è successo sabato sera scorso proprio nel capoluogo ligure, nei pressi di Piazza Limonda a Genova Foce, e c'è stato sostanzialmente un agguato ai danni della polizia, manifestazione di Genova antifascista, 8 agenti feriti, danneggiate auto, abitanti impauriti che sono un po' scappati, la zona è stata un po' isolata dalle forze dell'ordine, e insomma un fatto grave per cui il centrodestra ha espresso subito la sua condanna, la solidarietà agli agenti di polizia feriti. Purtroppo il centrodestra in Regione Liguria ha formalizzato un documento, un ordine del giorno in solidarietà agli agenti feriti e di condanna dell'odio e della violenza di piazza da parte degli antifa, però la sinistra, anzi le sinistre in regione non hanno votato, non hanno voluto firmare questo documento, che perciò non è stato votato in aula. Ecco, volevo un po' commento a te Armando per capire un po' cosa è successo martedì scorso in Consiglio regionale. Come mai non hanno votato? Non hanno firmato? Guarda, partirei da questo. Il 3 dicembre faccio un anno che sono entrato in Consiglio regionale, per me è la prima esperienza dopo quella fatta da sindaco e da vicepresidente della provincia. Ovviamente mi sono reso conto che negli scranni della regione si fa molta politica, ma purtroppo si fa molta demagogia, perché ho notato che in questo anno ci sono vittime di Serie A e vittime di Serie B, o meglio ancora, quando la dinamica tocca qualche esponente vicino a area di sinistra, dobbiamo tutti veramente strapparci le vesti perché dobbiamo andare in soccorso a questa dinamica. Quando accade invece che il centrodestra, che non lo fa per una questione di colore, ma va a difendere le nostre forze dell'ordine, ci troviamo di fronte ai banchi dell'opposizione uomini e donne che in realtà non firmano un ordine del giorno che era semplicemente per rivendicare e tutelare il lavoro costante, serio che fanno le forze dell'ordine, e che in realtà gruppi che pensano di legittimare la democrazia con la violenza in realtà non fanno altro che fomentare altra violenza. Quindi abbiamo chiesto stop a ogni forma di violenza contro chiunque esso sia, e mio malgrado ho notato questo irrigidimento, questa non voglia di pensare che non esiste un colore quando si parla di soprusi, vittime, o quando si parla che qualcuno vuole legittimare la violenza con la violenza. Ecco, io capisco tutto, eccetera, però voglio dire, il documento era
che doveva essere bipartisan, in realtà era fazioso di parte, c'era qualche, diciamo, frase ideologica, oppure semplicemente era come almeno ho inteso io, proprio semplicemente di solidarietà ai poliziotti feriti e di condanna della violenza, perché fa anche questo il punto. Bravo Fabrizio, sì, hai colto, perché in realtà la proposta fatta dal centrodestra era una proposta neutra, che semplicemente voleva rappresentare quello che era la difesa, diciamo, la solidarietà a chi si alza il mattino, cerca di andare a difendere il bene comune e poi si trova aggredito di chi invece il bene comune non ce l'ha nel cuore. Per cui ti tranquillizzo anche i nostri radioascoltatori che non era per scelta fatta una ordine del giorno con richiami politici, con richiami storici, con richiami che potessero eventualmente irritare o far pensare che fosse una provocazione, ma era semplicemente una tutela e una segnalazione che sempre di più anche a livello governativo insieme dobbiamo prendere atto che la violenza non ha un colore. Mi viene in mente, se posso permettermi, un esponente che è stato in Consiglio regionale candidato per il centro-sinistra, il giornalista Sansa, che faceva sempre questa diversificazione. Poi mi sembra di aver letto in queste ultime settimane e gli sono a fianco per i suoi figli sono stati aggrediti nel centro storico di Genova e poi si grida che bisogna aumentare la sicurezza. Cioè, io noto che non c'è coerenza, caro Fabrizio. Ho capito, vabbè, la sinistra anche in Liguria purtroppo si distingue per la sua incoerenza e diciamo veramente io sono sorpreso di questo atteggiamento che non fa bene a nessuno. Ma con te volevo un attimino, perché poi abbiamo già il nostro secondo ospite quasi in linea, abbiamo ancora un paio di minuti con te, volevo parlare e cambiare pagina proprio dell'estremo opponente Ligure, che c'è stata un'apertura della nostra trasmissione, perché fra poco ci saranno le elezioni provinciali, quindi volevo un po' sapere come siamo messi come Lega e ci spieghi un attimino di cosa si tratta, come stanno andando le cose. Certo, allora anche lì per un principio di qualità e efficienza si è deciso di proseguire con il mandato del presidente uscente che è Claudio Scajola. Voi sapete che le province sono un organo di secondo livello, quindi vengono eletti presidenti e membri del Consiglio provinciale direttamente dai consiglieri e dagli amministratori del territorio. Claudio Scajola in questi 4 anni ha amministrato molto bene, la coalizione di centrodestra ha deciso di esporsi a favore di questa ricandidatura e soprattutto si è pensato di fare la lista dei sindaci quelli più autorevoli, quindi nella lista vediamo la rappresentanza anche del sindaco di Sanremo Magher, la Lega con una capacità di sintesi da parte del vicepresidente Alessandro Piana e del sindaco di Muro e della segreteria con Antonio Federico e il sottoscritto, abbiamo deciso di presentare un nostro esponente di picco, di rilievo, di valore, di autorevolezza, che è il sindaco di Ventimiglia, l'onorevole Flavio Di Muro, per cui la Lega non soltanto è rappresentata in modo dignitoso, ma anche in modo di competenza, perché credo che sia uno dei più bravi sindaci della Liguria. Ecco, quindi Flavio Di Muro, che appunto il nostro amico conosciamo bene perché anche lui è stato ospite più volte della nostra trasmissione, dovrebbe rappresentare quindi la Lega e penso molto dignitosamente, e anche sta facendo un proficuo lavoro, credo, lì sul territorio a Ventimiglia, che è una città mica da ridere, l'imbuto d'Europa per quanto riguarda l'immigrazione. Tu che abiti lì vicino, Armando, sei d'accordo? Sì, no, Flavio sta facendo un lavoro encomiabile, ha ereditato una città che non aveva la consapevolezza di quanto essa stessa fosse bella e ovviamente con delle caratteristiche uniche tra le altre, non essendo il primo comune d'Italia, quindi una città a mio parere internazionale, e lui sta valorizzando questa
idea di internazionalizzazione attraverso bandi, collaborazioni con gli enti governativi, che ha portato e porterà in questo mandato probabilmente in Ventimiglia oltre 300 milioni, credo tra i comuni rapporto abitante tra i migliori d'Italia, per opere pubbliche circa 250 milioni di investimenti privati che porteranno non soltanto il rilancio di Ventimiglia, ma porteranno il rilancio della provincia, della regione e l'Italia. Quando si passerà sul confine non si dirà guarda che brutta l'Italia, ma guarda che orgoglio è Ventimiglia, che si sta trasformando, facendo fare bella figura al nostro bel paese. Allora ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Ciao Armando. Grazie a voi, alla prossima. Buona giornata. Grazie ancora al nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive Armando Biasi. E dicevo, passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, dovrebbe essere già in linea, che è il professor genovese Paolo Becchi, di nuovo su Radio Libertà. Ciao Paolo, ci sei? Sì, ci sono, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Eccomi. Allora Paolo, dove ti trovi in questo momento? In questo momento mi trovo a casa correggendo bozze del mio ultimo libro. Ma il titolo lo sai già, così lo annunciamo direttamente qua su Radio Libertà o non ancora? Sì, il titolo lo so già, ma torno sui temi classici. Dopo la secolarizzazione, cioè mi occupo del ruolo della religione nella società attuale e di come, insomma, abbia assunto sempre una maggiore rilevanza, perché diritto e politica sono sostanzialmente entrati in crisi. Il libro uscirà all'inizio del prossimo anno e naturalmente non lo leggerà nessuno, ma io i libri li scrivo per me, quindi non mi interessa. Mi sta venendo bene. Benissimo, controcorrente fino in fondo e passiamo subito al tema che volevo affrontare con te questa mattina. Insomma, la sindaca di Genova Silvia Salis ne ha fatto un'altra delle sue, ovviamente visibilità mediatica, eccetera, eccetera. In sostanza si tratta di questo. Il Palazzo Tursi, che segue il comune di Genova, da Palazzo Tursi hanno diramato questa notizia, è stato presentato dal primo cittadino questo progetto che sostanzialmente introduce la educazione sessuo-affettiva negli asili, nelle scuole materne, bimbi fino a 4-5 anni. Insomma, per il momento è previsto appunto questo programma, che ho io un po' di difficoltà a chiamarlo programma scolastico, questa iniziativa del Comune di Genova in 4 istituti comunali della città e c'è da dire che ci sono state 1000 polemiche, insomma le famiglie sono, da quel che si vede anche sugli online, sui commenti, un po' preoccupate, un po' indignate e addirittura c'è chi ha parlato tra i politici di centrodestra di indecenza, ecco. Io volevo chiedere da te un commento, ma subito ti chiedo, l'educazione sessuale e affettiva nei bimbi così piccoli non è un rischio un po' di indottrinamento? Come prima cosa ti chiedo, Paolo. Ma guarda, allora, il rischio c'è nel momento in cui viene organizzato in questo modo, che ha chiaramente delle caratteristiche di indottrinamento. Non a caso è questo sindaco che lo sta proponendo e devo dire che all'inizio, lasciami aprire questa parentesi, sembrava la cosa non interessare più di tanto. E quando siamo usciti noi per primi, o meglio Liguria Notizie, bisogna pur dirlo, è uscito per primo,
Quasi, i giornali non avevano parlato, anche nel centrodestra ligure non c'era stata nessuna presa di posizione e a dire il vero soltanto dopo che tu hai messo, diciamo così, una breve presa di mia posizione polemica sul punto, e poi è nata la discussione non soltanto a livello ligure, a livello genovese, ma a livello nazionale e quindi di questo dobbiamo essere contenti. Ma ritornando adesso, perché secondo me il tema non andava sottovalutato, vabbè, ma insomma in fin dei conti interessa poche famiglie, i giovani, le famiglie giovani a Sena Nugenè, e quindi insomma diciamo la cosa poteva finire lì. Invece per fortuna non è finita lì, perché è rilevante. Ecco perché vediamo rilevante. Allora, io non sono uno psicologo né ho conoscenze psicanalitiche, però insomma un po' di Freud l'ho letto, un po' di Piaget anche. Beh, è chiaro, è ovvio che i bambini proprio in questa fase, dai 3 ai 5, 6 anni, sono in una fase delicata, quella che Freud chiamava la possibilità di crearsi il complesso di Edipo, no? Cioè per dirla in breve, è la fase in cui il bambino comincia a prendere coscienza del proprio corpo e in particolare dei propri organi sessuali. E questo avviene proprio in questa fase, quindi un'educazione, diciamo, sessuale è importante che avvenga, proprio perché poi si possono rilevare nel seguito della formazione del bambino, del ragazzo, eccetera, dei problemi. Ma il problema è: a chi spetta questo ruolo di fornire questa educazione sessuale, che significa sostanzialmente seguire il bambino nel momento in cui sta scoprendo il proprio corpo e i propri organi sessuali e la propria sessualità, che avviene proprio in questa fase dove il bambino maschio vorrebbe uccidere il padre per avvicinarsi alla madre, e lo stesso in maniera opposta avviene con la femmina, questo tenendo presente i meccanismi studiati da Freud, no? Ma questi autori, la Salis forse gli si potrebbe consigliare, ma non capisco che lei non lega queste cose, ma Freud o anche Piaget, questo grande psicologo dell'età evolutiva svizzero, ma non hanno mai pensato che fosse compito dello Stato di intervenire in una fase così delicata? In questa fase così delicata, per loro, si possono andare a leggere i testi, doveva intervenire la famiglia. Perché? Ma perché il bambino è legato nel suo sviluppo, proprio in questa fase iniziale, alla famiglia. Quindi, semmai, bisognerebbe dire alla Salis oggi di fare questi corsi non sui bambini dai 3-6 anni dell'asilo, ma semmai ai genitori, perché il problema fondamentale dell'educazione sessuale dovrebbero essere i genitori a farla, e se i genitori non la fanno, ad essere supportati. I genitori possono avere dei problemi, possono trovarsi in difficoltà. Oggi la famiglia, diciamo, ha una serie di difficoltà, e allora certamente lo Stato, la comunità può aiutare. E allora lì lo psicologo certamente può dire: guarda, è meglio, se il bambino ti fa una domanda di questo tipo, reagire così. Si sa per esempio che reprimere alcuni istinti sessuali di un bambino di 3 o 4 anni, che ce li hanno già questi istinti, è la cosa più peggiore che si possa fare, no? Ma questo deve avvenire all'interno di una famiglia, e se la famiglia non riesce può essere supportata dall'esterno. Qui invece l'idea qual è? Togliamo questo problema dalle famiglie e se ne occupa lo Stato. Ma a questo punto sappiamo che cosa vuol dire se ne occupa lo Stato. Vuol dire che un certo tipo di ideologia deve già essere presente, deve essere già imposta ai bambini in quella fase di sviluppo che li rovinerà. Perché diciamo un periodo decisivo per la formazione psicologica del bambino dai 3 ai 6 anni. Quindi intervenire violentemente, come vuol fare la Salis,
è veramente una cosa, è una violenza sui bambini, è una lo facciamo per eliminare la violenza delle donne facendo violenza sui bambini, ma mi sembra una cosa allucinante, e che queste cose non si possano dire pubblicamente o ci sia difficoltà a dirle perché passi per che cosa? Per un conservatore. Ma scusate, a parte il fatto che poi non ci sarebbe niente di male per conservatore, ma a parte questo, ma li avete letti i testi della psicologia dell'età evolutiva, i classici che si sono occupati di questo aspetto? No. E allora cosa volete fare? Volete semplicemente indottrinare? Qui vengo alla domanda che tu mi facevi. Allora è soltanto un problema di indottrinamento e bisogna per questo punto superare chiaramente la famiglia. La famiglia è un ostacolo, è l'ultimo ostacolo a questo indottrinamento, quindi la superiamo e facciamo noi già a partire dagli asili, a partire dagli asili, dalla scuola materna, con questo tipo di lavoro. Io non sto dicendo che l'educatore che lavora nelle scuole materne, che si trova ad avere a che fare con i bambini e che gestisce i bambini durante tutto il giorno, non deve avere consapevolezza di questo e parlare magari con i genitori e magari dire: guarda, mi rendo conto che tuo figlio adesso sta maturando certe cose. Questo va benissimo, ma qui invece si tratta di una imposizione che mira sostanzialmente a eliminare, in una fase così decisiva per la formazione dei bambini, la famiglia da un ruolo che è connaturato alla famiglia stessa. È un tentativo questo di, chiaramente, di sostituirsi alla famiglia come imponendo determinati criteri. Sì, si crederà poi il consenso, ma cosa vuoi che ti faccia il genitore con il bambino che c'ha l'asilo? Ma sì, fate un po' quello che volete, tanto questo sarà il risultato del consenso. Devo dire... Ecco, scusa Paolo, siccome abbiamo ancora proprio 30 secondi, il concetto è chiarissimo: indottrinamento o violenza sui bimbi, chiarissimo il concetto. Tu hai fatto anche un appello ai genitori genovesi che hanno i bimbi in questi 4 istituti scolastici del comune di Genova, ovviamente. Togliete i bambini da lì, addirittura si è arrivato a fare questo appello, o ribellatevi, insomma. Ma ribellatevi, il problema su cui loro puntano è questo, e vabbè, tanto alla fine ci daranno questo consenso e andiamo avanti. Ma no, avete i genitori, io sono ormai, i miei figli sono grandi, eccetera, quindi uno poteva dire: ma cosa ti occupi di queste cose? Ma no, mi tocca, perché non vorrei che proprio si andasse in questa direzione. Cioè, voglio dire, bisognerebbe che i genitori intervenissero e dicessero, se non altro: no, un momento, prima di qualsiasi cosa io voglio avere l'informazione totale, voglio essere presente io lì nell'asilo quando fate queste cose, perché ve l'immaginate la situazione tale per cui tu hai dato il consenso e poi lì fanno quello che vogliono loro, perché si tratta chiaramente e del tutto evidente di una manovra esclusivamente ideologica, che poi serva alla signora lì, nostra primo cittadino, soltanto, diciamo così, per farsi uno spazio, per crearsi uno spazio a livello nazionale. Questo è ancora più schifoso, perché tu come primo cittadino ti dovresti occupare anzitutto dei problemi di Genova e non di queste cose, perché questo non è il problema urgente di Genova. Chiaramente tu stai facendo questa cosa perché ti vuoi proiettare in questo modo a livello nazionale, ma tu al momento sei sindaco, non puoi già pensare che nel 27 andrai nel Parlamento nazionale. Sei stata eletta per fare al momento gli interessi dei genovesi. Benissimo, ti ringraziamo perché siamo proprio al limite del tempo a nostra disposizione. Ti auguriamo una buona giornata e un buon lavoro. Ciao Paolo. Altrettanto, buona giornata anche a voi, ciao. Grazie ancora al nostro professore genovese Paolo Becchi, e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione.